Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Pare che il bel tempo e la bella stagione ormai siano arrivati e siano con noi, e questo aiuta la natura nel suo processo naturale di crescita, rinvigorimento, di fioriture. Infatti in questo momento in tantissimi angoli della nostra azienda ci sono fiori che emanano essenze, profumi che poi noi portiamo anche all'interno delle nostre sale. Io infatti in questo particolare periodo dell'anno strappo, non dovrei farlo, ma ormai i fiori avete capito tutti che mi piacciono molto, prendo dei rametti e faccio delle semplici composizioni ad adornare le nostre tavole, così come pure camminando e attingendo dal nostro angolo delle erbe aromatiche che voi nei miei video avete imparato a conoscere, strappo dei rametti, o meglio prendo dei rametti che utilizzo per insaporire i nostri piatti. In questo particolare poi periodo dell'anno già possiamo assaggiare il carpaccio di zucchine al profumo di timo, oppure possiamo mangiare l'arrosto di maiale insaporito con la maggiorana, o i classici la faraona arrosto al profumo di rosmarino, o la rosa di manzo sempre insaporita, scusatemi, con rametti di rosmarino. Insomma, tanti piatti che vengono completati con le erbette che si trovano qui a Val Grande. Completiamo poi la lista delle nostre preparazioni con i piatti vegetariani, sempre con le nostre erbette, e addirittura le coppette di fragole servite con la foglia di melissa. Non mancano i dolci, e se voi siete curiosi di assaggiare anche quelli, io vi invito a venirci a trovare. Però lo dovrete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo nei contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Io per il momento continuo la mia passeggiata, perché sappiamo che ogni passeggiata è fonte di ispirazione, e vi auguro una buona settimana. Ciao!